Siamo con Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese. Presidente, oggi è un'assemblea importante perché ci sono alcuni elementi chiave per lo sviluppo dell'economia varesina, i giovani, Malpensa, l'attrattività del territorio. Ci dica un po' i punti chiave. Sì, diciamo che siamo in un luogo unico, in Palaghiaccio di Varese, proprio per rilanciare tutto il territorio, seguendo quello che sono le linee strategiche del nostro piano strategico Varese 2050. All'interno di queste linee strategiche c'è sicuramente la quinta parte, che è quella della wellness destination, cioè creare tutto il nostro territorio un luogo dove le persone possano essere attratte per venire a vivere, a formare i propri figli, crescere, invecchiare e fare famiglia. Il fatto di essere qua oggi nel Palaghiaccio di Varese è perché vogliamo prenderci un impegno nuovo, un impegno che già altri stakeholder del territorio hanno preso, come la Camera di Commercio, con la Sport Commission e altri attori sul territorio, di rendere lo sport un driver di sviluppo di tutto il territorio, quindi uno sviluppo non solo economico ma anche sociale per il nostro territorio.